Un gesto carico di speranza è la simbolica apertura della Porta Santa della Cattedrale di Agrigento per l'anno del Giubileo della Misericordia, una porta particolare che il parroco Don Giuseppe Pontillo ha fatto costruire sul sagrato dell'entrata laterale che riproduce fedelmente la Porta d'Europa di Lampedusa, una porta che è anche l'immagine del crocifisso che Papa Francesco ha voluto donare alla parrocchia di San Gerlando dell'Isola. Tantissimi gli agrigentini che si sono radunati nella sera di Natale nel corretto della cattedrale e che poi hanno attraversato la porta a segno del Giubileo della Misericordia, recandosi nella chiesa di Santa Maria dei Greci. Da 4 anni e 9 mesi, esattamente dal 28 febbraio 2011, Agrigento è senza la cattedrale, senza sua madre, come più volte ha sottolineato l'arcivescovo il Monsignor Francesco Montenegro. E come ha ribadito lo stesso cardinale procedendo appunto all'apertura della porta giubilare, una pagina ancora bianca della storia della cattedrale e di Agrigento in particolare. Onestamente vi dico che è stata la porta che ho aperto con più difficoltà, non perché era dura aprirla, perché mi chiedevo, ma è giusto che noi non abbiamo una nostra casa? Perché la Chiesa Madre non dobbiamo averla? E là spingevo quella porta e sentivo tristezza nel cuore. È vero che bisogna affidarsi a Dio, e allora anche questo gesto facciamolo diventare il gesto di misericordia. Però questo non significa che dei diritti non devono essere riconosciuti. Immancabile l'affondo di Don Franco sulla questione cattedrale. Però vedo che il tempo passa, che tutti sembrano interessati. Nessuno mi dice non mi interessa, ma di fatti stiamo vedendo passare i mesi, no, stiamo vedendo passare gli anni e niente ancora si muove, nonostante le promesse ci siano, ma la carta non dice niente. Alla messa erano presenti anche i 6 fratelli africani, ospiti della parrocchia cattedrale, e al termine dell'omelia l'arcivescovo ha letto una lettera che un musulmano che vive ad Agrigento gli ha indirizzato in occasione del Natale che quest'anno per la prima volta dopo 457 anni coincide con la nascita di Maometto. È forse un segno di Dio, si legge nella lettera, perché cristiani e musulmani siano di fatto più vicini alla ricerca del dialogo e dichiarino unità nel valore della misericordia.